Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Stretta sulle pratiche scorrette in bolletta, maxi multa per un totale di oltre 4 milioni di euro da parte dell'antitrust a 4 società che operano nel mercato libero dell'energia. La metà delle sanzioni a carico della friulana Blue Energy. Scarsa trasparenza nei documenti contrattuali e pubblicitari. La friulana Blue Energy è stata sanzionata dall'Authority per 2 milioni di euro. L'azienda sta valutando la possibile impugnazione. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato per 4 milioni complessivi 4 società per condotte ingannevoli, omissive e mancanza di trasparenza in merito all'indicazione dei costi di fornitura dell'energia elettrica e del gas nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura. La friulana Blue Energy è quella colpita più duramente, la multa di 2 milioni, pari alla metà delle sanzioni comminate. Nel mirino dell'Authority sono finite anche la cagliaritana IO Energia, 148.000 euro, la torinese U-Broker, 1.880.000 euro e Visite, l'operatore nazionale con sede in provincia di Mantova, 100.000 euro. Nel mirino del garante, dopo le segnalazioni dei consumatori, è finita la documentazione contrattuale e promozionale delle offerte commerciali proposte dagli operatori in questione. Sono così emerse importanti criticità e una generale ingannevolezza e omissione di informazioni su alcune componenti del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In molti casi, segnala l'autorità, risultava omessa l'indicazione del valore degli oneri di commercializzazione che rappresentano una parte essenziale del prezzo della fornitura per il consumatore e dei ricavi delle imprese. Pronta la replica di Blue Energy Group, la quale ha fatto sapere a Telefriuli che sta procedendo ad un'attenta analisi dei contenuti del provvedimento adottato dall'Authority per valutarne l'eventuale impugnazione. Preme ribadire, sottolinea l'azienda, che anche in questa fase, nelle more della decisione di impugnare il provvedimento, Blue Energy presenterà la massima attenzione ai rilievi formulati dall'autorità, con l'obiettivo di salvaguardare gli interessi dei propri clienti e dell'azienda. Edificio in fiamme nella notte a Pordenone, l'incendio ha coinvolto uno stabile disabitato posizionato in via San Giuliano. L'abitazione di 3 piani è stata interamente coinvolta dal rogo, oltre ai carabinieri sul posto, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco del comando locale che hanno operato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura fino all'alba. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Pordenone. Concluso ieri dopo 8 ore il sopralluogo nell'appartamento di Lauretta Toffoli, uccisa in via della Valle. Nei prossimi giorni gli uomini della scientifica passeranno al setaccio anche l'appartamento dell'indiziato dell'omicidio Vincenzo Paglialonga. Gli agenti della Polizia Scientifica di Padova torneranno a Udine nei prossimi giorni per completare i sopralluoghi in via della Valle. Ieri l'attività si è concentrata in particolare nell'appartamento di Lauretta Toffoli, la 74enne uccisa 11 giorni fa. Gli specialisti hanno lavorato solo qui per 8 ore. Dopo il sopralluogo, ieri mattina, nella stanza di Manuel Mason, il figlio della donna ospitato in una struttura protetta, la scientifica è entrata nella casa della vittima a mezzogiorno per uscirne poco dopo le 20. Per completare l'attività, il personale di Padova deve ancora passare al setaccio l'appartamento di Vincenzo Paglialonga, il vicino di casa di Lauretta Toffoli, indiziato dell'omicidio. Ieri, a casa della vittima, gli investigatori hanno rilevato che l'assassino ha cercato di cancellare le proprie tracce, pulendo i pavimenti delle stanze dal sangue della vittima, ma senza completare il lavoro. Hanno anche rovistato nelle camere, lasciando il contenuto di armadi e cassetti dappertutto. Diverso materiale è stato sequestrato, compresi vestiti e tessuti, forse utilizzati dall'omicida per pulire l'appartamento. Ai sopralluoghi hanno partecipato anche l'esperto di scena del crimine Eddie Sanson e la criminologa Linda Pontoni, consulenti dell'avvocato difensore di Paglialonga Pier Giorgio Bertoli e l'avvocato Lorenzo Reyes, legale di Manuel Mason. Mobilitazione davanti al CRO di Aviano, oltre 100 precari della ricerca hanno protestato questa mattina davanti al centro di riferimento oncologico, chiedono la stabilizzazione del personale e prospettive di lavoro degne. Mobilitazione del personale della ricerca. Questa mattina precari della piramide e borsisti hanno protestato all'esterno del CRO di Aviano. Chiedono di reclutare nuovi giovani con una prospettiva di lavoro degna, stabilizzare il personale precario, definire la dotazione organica e istituire la dirigenza sanitaria della ricerca, riconoscendo il giusto valore della laurea e del dottorato. Oltre un centinaio i precari del CRO che da anni chiedono una stabilizzazione. Questa protesta ha una doppia valenza, sia a livello nazionale, che stiamo cercando di
risolvere in tutta Italia, cercando di stabilizzare i precari della piramide, la famosa piramide, che hanno un contratto di 5 anni più 5 senza avere una certezza del futuro. A livello locale c'è il problema di dover assumere nuovi ricercatori, perché non è pensabile avere ancora borsisti all'interno dell'istituto. La protesta di oggi è un momento ulteriore di sensibilizzare l'opinione pubblica che senza la ricerca, senza una ricerca pubblica non c'è futuro per la sanità. Le voci della mobilitazione di questa mattina arriveranno fino a Roma. I tempi sono maturi, il Covid è passato, quindi riprendiamo i lavori e diamo dignità alla ricerca, cosa fondamentale. Molti sono andati via, chi all'estero, chi magari ha cambiato completamente lavoro. La ricerca è fondamentale, perché se c'è la cura vuol dire che c'è la ricerca. Cerimonia questa mattina al Liceo Stellini di Udine, dove è stato consegnato alla scuola l'albero di Falcone, una pianta simbolo di legalità e lotta alle mafie nel trentennale della strage che costò la vita ai magistrati Falcone e Borsellino. L'ha seguita per noi Daniele Micluz. Buongiorno dal Liceo Stellini di Udine. Oggi un momento importante che riguarda la legalità, un simbolo che verrà consegnato alla scuola. Siamo con il dirigente Luca Gervasutti, un simbolo che ci riporta indietro agli anni della strage di Capaci, di Falcone e Borsellino, ma per dire anche ai ragazzi quanto è importante la legalità. Una cerimonia molto importante, estremamente toccante, una cerimonia che ha una grande valenza simbolica, perché riguarda, come dire, la consegna del cosiddetto albero di Falcone alla nostra scuola. Abbiamo deposto in un vaso una piccola pianta, che è la pianta di Falcone, è il simbolo del grande ficus che si trova davanti alla casa del giudice Falcone. Questo gesto ha avuto una grande valenza simbolica, come dicevo prima, un significato profondo per i nostri ragazzi. L'abbiamo messo in un vaso giallo perché il giallo è il colore della luce. Le parole, le gesta del giudice Falcone hanno portato e continuano a portare la luce e un insegnamento speciale per i nostri ragazzi. Quindi una cerimonia davvero importante che speriamo possa tradursi in atteggiamenti concreti da parte dei nostri ragazzi. Poi anche un ospite importante legato allo Stellini e a quelle stragi. Sì, un messaggio importante, perché tra l'altro qui abbiamo avuto ospite il dottor Cardella, che è un ex stelliniano che ha partecipato alle indagini per individuare i responsabili della strage di Capaci, quindi ci ha onorato della sua presenza ed è stato davvero un insegnamento molto importante il suo per i nostri ragazzi. Grazie al dirigente Luca Gervasutti, è tutto, vi restituisco la linea. Nel pomeriggio alle 16 saranno celebrati anche a Tualis i funerali di Don Pierluigi Di Piazza, sono attese più di 1000 persone. Dopo la cerimonia di ieri al centro Balducci di Zugliano, questo pomeriggio i funerali di Don Pierluigi Di Piazza saranno celebrati nella sua Tualis alle 16. La chiesetta che accoglierà il feretro è piccola, per questo, così come è accaduto a Zugliano, saranno predisposti degli schermi e delle casse per consentire ai fedeli di seguire le esequie anche all'esterno dell'edificio. È atteso più di 1 migliaio di persone e il comune, fa sapere il sindaco di Comeglians, Flavio De Antoni, si è attivato per la gestione della viabilità. Oltre alla polizia locale, saranno schierati i volontari della protezione civile che indirizzeranno i mezzi che arriveranno nel paese d'origine di Don Pierluigi Di Piazza. Era molto attaccato alla sua Tualis, ricorda il primo cittadino De Antoni. In questi giorni sono state spese molte parole per lui. Trovo difficile aggiungere altro, prosegue, tutta la comunità in lutto per la sua prematura scomparsa. Al termine del funerale, Don Pierluigi sarà sepolto nel cimitero di Tualis, che è a ridosso della chiesetta. Riposerà accanto agli amati genitori, mamma Maria e papà Tranquillo, che, come ricordava spesso, hanno seminato in famiglia ciò da cui è poi nato il centro Balducci. «Sei un profeta», ha detto ieri il fratello di Don Pierluigi, Vito Di Piazza. «Sono sicuro che sarai riconosciuto come tale, ma per molti lo sei già». A Tualis sarà possibile salire partendo da Comeglians, non sarà accessibile il parcheggio di fronte alla chiesa, saranno i volontari a dare indicazioni su dove sistemare le auto.
Lutto nella chiesa udinese per la scomparsa di Don Luigi Zuliani. Il parroco, originario di Bressa di Campoformido, il prossimo 21 giugno avrebbe compiuto 94 anni. Classe 1928, Don Luigi Zuliani fu ordinato sacerdote nel 1959 per la famiglia religiosa dei Salesiani di Don Bosco. Per lunghi anni fu missionario in Cina e Hong Kong, terre da cui rientrò in Friuli soltanto nel 1978. Poco dopo fu nominato parroco di Vissandone, incarico che svolse fino al 1983. Divenne poi vicario parrocchiale della cattedrale udinese di Santa Maria Annunziata, contemporaneamente all'incarico di cappellano ospedaliero all'Istituto Gervasuta di Udine. I funerali saranno celebrati venerdì 20 maggio a Bressa. Roberto Corciulo, presidente di Mittelfest, è stato nominato ufficialmente presidente della Fondazione Aquileia, succede all'ambasciatore Antonio Zanardinaldi, che ha lasciato l'incarico il 30 settembre 2020. L'accordo per la nomina di Corciulo era stato raggiunto a inizio aprile fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, su proposta dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Riconfermati i componenti del Consiglio: Alberto Bergamin, presidente della Fondazione Carico, designato dall'Arcidiocesi di Gorizia; Alessio Del Fabbro, professore di fisica indicato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; ed Emanuele Zorino, sindaco del Comune di Aquileia, che ricoprirà anche la carica di vicepresidente. Entra a far parte della compagine Andrina Contessa, direttrice generale ai musei del Friuli-Venezia Giulia, indicata dal Ministero della Cultura. Il presidente Corciulo, ringraziando per la fiducia che ha voluto sostenere, che il Consiglio di amministrazione raccoglie la sfida di portare Aquileia nel futuro. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con In Giro e poi a voi la linea. Buona giornata.